Il sindaco di Venezia è in conflitto di interessi con le politiche comunali che riguardano il presente e il futuro dell'area dei Pili di sua proprietà? L'ultimo consiglio comunale, chiesto dall'opposizione anche sulla base dello scambio di mail riportato dal quotidiano La Nuova Venezia tra il vice capo di gabinetto di Brugnaro ed ex dipendente umana Derek Donadini con i rappresentanti del magnate asiatico di Singapore Ching Kiat Wong, non appare essere stato risolutivo in questo senso. Nel Consiglio Comunale il Sindaco non ha risposto all'unica domanda che era stata posta. Le cose gravi emerse nelle inchieste giornalistiche relative ai Pili sono vere o non sono vere? A tutela della trasparenza della nostra città. Perché vedete, sono importanti i milioni, i centinaia di milioni che questo governo e il governo di centrosinistra hanno portato alla città, ma non sono sufficienti, bisogna coinvolgere i privati per creare ricchezza e lavoro e sviluppo della nostra città, ma per fare questo i privati hanno bisogno di certezza, di trasparenza. Questa era la domanda posta, a questa domanda non è stata data risposta. L'unica cosa che è stata ribadita dal funzionario durante la tormentata seduta, osserva Ferrazzi, è che per realizzare le gigantesche volumetrie previste dal piano di cui parla l'inchiesta giornalistica serve una variante urbanistica, in quanto l'attuale piano non consente alberghi, centri commerciali e residenza, prevedendo invece una destinazione di verde urbano attrezzato. I toni sguaiati, molto aggressivi, molto denigratori da parte del sindaco nei confronti delle altre istituzioni, il Parlamento compreso, tra l'altro non servono, anzi rovinano il clima, non aiutano la crescita istituzionale e economica della nostra città, non fanno bene a nessuno.